Vabbè, allora a me il corso è piaciuto molto perché comunque, vabbè, poi Simone a me è sempre piaciuto un sacco Lui come, spiega come bene. tutor, mi è dispiaciuto un sacco come la teoria, è proprio bravissimo a spiegarsi, tra l'altro lui registra tutto in diretta senza Sì, sì, tagliare, sì, 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 non sì. sbagliava l'italiano, quindi è È proprio, vero, è vero. cioè, non fa mai errori, ne sono fatti di più io adesso in questi minuti di quelli che fa lui. E è molto preciso, allora, è un corso comunque impegnativo perché sì, sono 8 ore, ma vabbè, meglio essere più prolissi e andare più nel dettaglio che essere più sintetici. Ed è un corso, secondo me, adesso io di altri corsi sulla tattica non ne ho seguiti, quindi non so fare un confronto, però sicuramente magari è un po' diverso da quello che uno si aspetta, magari uno si aspetta una carrellata di esercizi Di tattica. di tattica, Esatto, e esatto. lui invece, allora innanzitutto è bravo perché diciamo, spiega l'importanza della tattica a tutti i livelli e ti fa capire che anche i GM hanno bisogno di tattica e quindi non è solo un corso per i principianti. Dopo mi piace che, e questo gliel'avevo detto anch'io durante le lezioni dell'Accademia, che lui ha un approccio molto volto al risparmio energetico, no? E quindi ti insegna a focalizzare le energie su quello che Di serve, conto. perché se no, cioè, e se te lo dice un FM che c'è una potenza di calcolo incommensurabile, figuriamoci io o noi poveri comuni mortali, e Certo, lui ti certo. insegna a dire, ok, hai tot energie, usale bene. Sì, E anche sì. questo mi piace sicuramente molto. È inutile che sai risolvere tattiche complicatissime, che quello ci mancherebbe, ci sta, però ti insegno a come capire quando trovarle, che è sempre la maggior critica che fanno le persone, tra l'altro. Esatto, Alla esatto. pratica, ma io faccio le tattiche su chess.com, Ciao, però poi 2009. non mi capitano mai, io non le Sì, trovo quando mi sì. capitano, quindi ti insegna a sviluppare i red flag per i campanelli d'allarme per dire, ah, cazzo qua. Sì. E quindi quello è fondamentale. Lui dice, se anche non sei a livello di GM di tattica, è più importante che però sei GM nel trovarle. No? Diciamo che per chi compra il corso, mandiamo Cioè, anche questo. Non so se ce l'hai questo. stavo guardando, no, ne ho. C'è Aspetta. quello blu, forse? Perché secondo me Sì, questi sono tra i due libri migliori ce che, l'ho che di ci là sono. in libreria, secondo me. Ok, ok. Eh, Perché, ok, questo blu, figo, no? Ogni tanto l'abbiamo usato anche noi durante gli incontri del giovedì sera, dove ti mostra delle posizioni e ti fa delle domande, no? E tu devi scegliere tra la A, la B, la C e la D, poi giri pagina e trovi la soluzione, trovi la percentuale di chi ha scelto eh, la A, la B, la C tra maestri internazionali, gran maestri, dici cazzo, ho cannato la tattica, però insieme a me l'hanno canata anche il 30% di maestri ah, internazionali, che è una roba interessante, no? Perché sai, a sì. volte uno si Vabbè, sofferma solo a trovare la mossa migliore, però a volte anche la seconda è buona, no? Cioè, esatto. Vabbè, ecco, se dici che c'è anche il libro a fianco, allora è completo, perché comunque effettivamente c'è tutto. Ripeto, non ho tanta esperienza di altri corsi, ci no, mancherebbe, no, però certo, da quello certo. che ho visto anche online, eccetera, sono tutti bravi, però poi fanno fatica a spiegarti cosa hanno nella testa, quindi ti danno Sì, un malloppo di esercizi e poi ti dicono arrangiati. sì, sì, guarda, per Invece lui l'esperienza... No, no, è vero. Per l'esperienza che ho ti dà io, l'approccio. Mm. cioè, ma non perché l'ha fatto Simone, ma penso che sia il corso in Italia è sicuro migliore sulla Ecco, tattica, sul calcolo, come dici tu, lo sviluppo dell'intuito più che trova la tattica, eccetera. Quindi, sì, bene, sono felice che... o anche quando si dice la cosa più importante non è trovare le varianti, ma eliminare, no, le varianti per non perdere tempo Sì. e quello forte è quello che dice no, beh, di queste 10 guardo solo queste due qua, perché le altre già so già che non funzionano. E di fare la forza del giocatore, chiaramente questa. Chiaramente io adesso l'ho visto una volta e come dice lui bisognerebbe vederlo una seconda volta perché prima che ti prendi appunti, però già tanti consigli pratici che lui dà comunque anche da un punto di vista psicologico, no? Che Sì, sì, saper tirare i sì. pacchi quando bisogna tirare i pacchi, che comunque è gioco anche quello, insomma, Sì, 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 sì.